Jasminum nudiflorum, un nome che ci dice tutto. Oggi voglio parlarvi di questa pianta conosciuta ai più come gelsomino d'inverno o gelsomino di San Giuseppe, perché il periodo della fioritura varia da gennaio, fine gennaio a marzo. Infatti è in questo periodo, essendoci varietà diverse, che possiamo trovare le diverse fioriture, che sono accomunate però dal colore giallo dei fiori. Qua vedete c'è un piccolo cenno di fiore, però in realtà questi rami sono pieni di gemme che sono andate a sostituire quelle foglie che sono cadute durante tutto l'inverno. Infatti è un cespuglio questo che d'inverno rimane spoglio, da cui anche il nome latino nudiflorum, per lasciare posto ad una macchia colorata di fiori gialli, dalla forma vagamente assomigliante a quella del gelsomino più noto, quello bianco. La particolare esposizione al sole ci darà una garanzia di fioritura. Infatti il detto è: più sole, più fiori. La particolarità di questo cespuglio è che è una pianta particolarmente resistente, adatta ad essere utilizzata come siepe, come bordure di aiuole, ed è una pianta che non richiede molta cura, ma in realtà è una pianta molto generosa, perché è la prima che fiorirà alla fine dell'inverno ed è una pianta che con la sua presenza darà nota e caratterizzazione ai giardini delle corti e delle case polesane. Se siete curiosi di avere maggiori informazioni riguardo a questa pianta, io vi invito a scrivermi e lo potete fare nei commenti qui sotto.